quartiere di San Liberale a Treviso, bersagliato da una raffica di razzie nei garage, in giro una banda di giovani che terrorizza i residenti. Siamo come ostaggi, il racconto dei residenti. Ladri in azione anche a San Biagio di Callalta. In appena mezz'ora hanno messo a soqquadro la camera da letto, rubati ori e i risparmi dei figli dei proprietari. La truffa del finto carabiniere al telefono conosce nuove modalità, a raccontarle il noto giornalista Giuseppe Pietrobelli, che non è caduto nella trappola. Perde il controllo della bici, sbatte sul muretto e precipita per 10 metri, 21enne di Castelfranco, grave in ospedale, l'incidente ad Asolo. Il ritrovamento di una mannaia nei giorni scorsi non è che l'ultimo preoccupante episodio verificatosi in Galleria Morello a Castelfranco. I negozianti pensano a una cancellata per stoppare gli sbandati. 23enne trevigiano fermato e denunciato dai carabinieri a Padova, ubriaco al volante, in auto teneva una spada katana e un tirapugni. La crisi di maggioranza a Casugana, domani il vertice, Conte De Carlo escluse dal tavolo le segreterie locali di Lega e Fratelli d'Italia, scelte il rituale ammette Dimitri Coin. In tutte le piazze del Veneto i cortei degli studenti nella giornata di mobilitazione della scuola, più finanziamenti per l'istruzione e meno alle armi. L'appello. La corsa da Treviso a Padova per il primo trapianto di cuore in Italia e la vita salvata al veneziano Ilario Lazzari. La notte indimenticabile di 40 anni fa, ricostruita con le straordinarie immagini dell'archivio storico di Antenna 3. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con la tensione che cresce nel quartiere di San Liberale a Treviso, tra incursioni notturne e aggressioni diurne. I residenti sono davvero esasperati e a raccontarci questa esasperazione è Nicola Marcato. Lei è terrorizzata? Molto, perché di situazioni così se ne sentono veramente da mesi e questo preoccupa non solo me ma tantissimi altri che vivono qui, sono residenti soprattutto a San Liberale. La signora Cristina, nome di fantasia, preferisce rimanere anonima, è visibilmente impaurita. Le sue parole descrivono con lucidità il clima di terrore che si respira nel quartiere San Liberale. Residente da molti anni nella zona, racconta di non sentirsi più al sicuro a causa di una banda di giovani che, composta da 2 o 3 elementi, secondo le testimonianze, compie furti nei garage dei condomini. I furti continuano ormai da tempo e questo mette ansia a molte persone. Uno degli ultimi furti è accaduto proprio qui vicino. Sì, è accaduto qui in via Mantiero lunedì intorno alle 8:50 di sera all'interno di un garage di una moto, di una Ducati Monster S4R. A poca distanza dove hanno rubato la moto è stato ritrovato un cacciavite, probabilmente utilizzato per lo scasso o come arma impropria nel caso in cui i ladri fossero stati sorpresi. La polizia, dopo aver parlato con i residenti, conferma che il gruppo è considerato pericoloso. Secondo gli investigatori, infatti, i suoi componenti si aggirerebbero armati durante le incursioni notturne. C'è un sospettato, ha delle denunce. Sì, c'è molta paura, anche perché da residente nessuno si sentirebbe di andare contro queste persone proprio per il fatto che non sappiamo con cosa girano. Giovani armati che di notte compiono furti e bulli che di giorno offendono e attaccano. La situazione sta esasperando molti abitanti del quartiere. Hanno cominciato all'inizio vicino alla trattoria al Perbacco e poi sono portati in via Sicilia, via Toscana e diversi palazzoni, e portando via un po' di tutto, dal trapano, dalla sega circolare, il compressore. Ma certamente che siamo esasperati. Non si può andare avanti in questa maniera. È una vita che ti impongono di paura, di timore, perché non sai mai se entrano addirittura a casa tua. Hanno aperto, rubato in tutti i garage del quartiere ormai. Non riusciamo a capire se si tratti di gente del quartiere oppure che vengono da fuori. Ai residenti, oltre a contattare le forze dell'ordine in caso di necessità, non resta che rafforzare i serramenti e installare sistemi di videosorveglianza. Io ho consigliato a molti di mettere magari qualche telecamera nei punti focali, in maniera anche da identificare queste persone. Ma le razzie proseguono in tutta la Marca trevigiana, così a San Biagio di Callalta. Ieri sera alle 17:15 sono uscita
che ha accompagnato la ragazza che aveva un impegno. Sono andata a prendere mio marito al lavoro, il figlio che aveva un altro impegno, tempo mezz'ora e abbiamo trovato la porta spalancata, i cani fuori. I vicini hanno sentito i cani abbaiare in un modo strano, hanno buttato un occhio ma non hanno visto nessun movimento, tra l'altro non sapevano che eravamo via. Abbiamo trovato la camera devastata praticamente. Un copione che ormai si ripete non appena scende l'oscurità. Nella Marca, sotto assedio dei ladri, l'ennesimo furto in via Postumia Est a San Biagio di Callalta. Ad essere presa di mira una villetta. I proprietari probabilmente tenuti d'occhio dai malviventi, arrivati e fuggiti dai campi retrostanti l'abitazione, strappato anche un faro con sensore di movimento per non essere visti mentre entravano in casa. Hanno portato via un po' di oro e i risparmi dei ragazzi che avevamo da parte, le mance delle feste varie. Rabbia e amarezza per la proprietaria, ma anche il sollievo che i due figli non fossero in casa. Anche perché a volte capita che c'è la ragazza chiusa in camera a studiare da sola, fatalità ieri era via. Cioè, dico, nel male è andato bene per quello che non c'era nessuno in casa. Non solo furti, anche truffe, come la truffa del finto carabiniere che conosce nuove modalità. A raccontarcele il noto giornalista Giuseppe Pietrobelli, che è stato contattato dalla falsa centrale da un uomo che si spacciava per il comandante provinciale dell'Arma. L'11 novembre trovo un messaggio sul telefonino dicendo: guardi che c'è stato un avviso di pagamento di 1.400 euro, se non lo riconosce chiami questo numero, e dava l'indicazione di Nexi. E io chiamo perché quando si tratta di soldi uno verifica subito, e mi risponde un addetto, dice sì, guardi che è la quarta persona che ci chiama oggi da Treviso, quindi vuol dire che è in azione qualcuno nelle banche che gli dà dei codici per effettuare questi pagamenti, piccoli pagamenti, per cui uno potrebbe non accorgersene, e si verificano. E mi ha chiesto che banca avevo e addirittura è arrivato a chiedermi, e questo mi ha già insospettito, quanti soldi avessi sul conto. Una truffa telefonica che sembrava come tante altre, nella quale il giornalista Giuseppe Pietrobelli è riuscito però a non cadere, ma che stavolta ha avuto una sofisticazione in più. Il truffatore infatti ha addirittura chiamato col numero della centrale dei carabinieri di Treviso e fatto il nome del comandante provinciale. Dopo aver dato un codice al malcapitato nella prima telefonata, ecco infatti cosa accade. Passano 5 minuti e mi chiama un numero 0422 che è il centralino dei carabinieri di Treviso. Rispondo e dice: sono il colonnello, e che è il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Ribaudo, e comincia a raccontarmi che hanno un infiltrato in una banca di Treviso, una talpa dei carabinieri che sta indagando perché la direttrice o la vice direttrice stanno cedendo i codici per accedere ai conti bancari, e quindi loro sono su queste tracce. Pietrobelli si insospettisce perché normalmente un comandante dei carabinieri non chiama a casa nessuno, e a maggior ragione cresce il sospetto quando dice al comandante che lui è pronto a recarsi in centrale. Dico: allora, colonnello, se è così grave, io abito a 5 minuti dalla caserma, vengo in caserma, ne parliamo di persona. No, non serve, glielo ripeto 2 volte, non serve, e alla fine la telefonata finisce lì. Poi l'ultima prova: Pietrobelli controlla sul computer quando Ribaudo avrebbe preso servizio e interroga la persona al telefono. Colonnello, lei quando è arrivato a Treviso? Risposta: nel 2024. E io ho detto: no, lei è arrivato nel 2022 perché l'avevo visto. No, ma sono diventato colonnello nel 24 e io sono arrivato nel 2022. Ecco, quindi aveva anche pronta una risposta su alcuni dati personali, però erano sbagliati, evidentemente l'ha inventata. Pietrobelli poi ha segnalato il caso alla polizia postale. Se così non avesse fatto, probabilmente sarebbe arrivata una richiesta di denaro che da una prima ricostruzione porterebbe in Albania, e anche se la truffa stavolta è sventata, il pericolo per chi non è così lucido resta enorme. Mi è stato confermato che sono in grado di falsificare i numeri di telefono e di far apparire sul display il numero della caserma dei carabinieri, che è assolutamente fasulla.
Mattinata di disservizi per i numeri di emergenza. Un guasto tecnico sulla rete Telecom ha reso irraggiungibili i numeri di emergenza 112, numero unico emergenza, 115 vigili del fuoco e 113 Polizia di Stato. Il disservizio, iniziato intorno alle 9, è proseguito fino a mezzogiorno. Le linee sono state ripristinate progressivamente e gradualmente. In attesa del ripristino definitivo era stata trovata anche una soluzione provvisoria per garantire la continuità delle comunicazioni tra gli enti di soccorso. Si è ricorso all'utilizzo di numeri di telefono alternativi come ponte di comunicazione, ma alle 12 tutto è rientrato dopo una mattina particolarmente concitata. Per la cronaca andiamo ad Asolo, grave incidente, ciclista 21enne di Castelfranco ha mancato una curva sbattendo sul muretto e precipitando per oltre 10 metri. È ricoverato in gravi condizioni un giovane ciclista 21enne di Castelfranco Veneto che in mattinata è uscito di strada lungo via Foresto di Casonetto ad Asolo. Avrebbe riportato un trauma cranico, una lesione spinale e una alla caviglia destra. Dalle prime ricostruzioni il ragazzo, in sella alla sua bici, avrebbe mancato una curva andando a sbattere contro il muretto che si trovava a bordo strada. L'impatto ha sbalzato il ciclista facendolo precipitare nel campo sottostante dopo un volo di circa 10 metri. Il giovane è stato immediatamente soccorso dall'automedica di Pedemontana Emergenza. Sul posto anche il personale sanitario che ha poi deciso di allertare l'elisoccorso di Treviso. Una volta stabilizzato, il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso del Cafoncello. A Castelfranco Veneto il ritrovamento di una mannaia da parte della polizia locale non è che l'ultimo preoccupante episodio che si è verificato in Galleria Morello. Per questo i negozianti pensano a una contromossa, urge la riqualificazione dell'area, dicono, e appunto pensano di installare una cancellata per chiudere l'accesso agli sbandati. Vogliamo fare una cancellata. Vorremmo chiudere il passaggio dalle 8 di sera fino alle 6:30 del mattino, anche perché questo passaggio a quest'ora è soggetto comunque a delinquenza, a spaccio, a furti e persone anche poco raccomandabili. Pensano addirittura di installare una cancellata ai commercianti che si affacciano su Galleria Morello, il sottoportico che da piazza Giorgione porta a via Romanina. A Castelfranco il ritrovamento di una mannaia nascosta dietro un cumulo di mattonelle non è che l'ultimo di una serie di episodi preoccupanti registrati in zona, tra balordi, droga, rifiuti di ogni tipo e bivacchi al primo piano dello stabile sul retro. Cancello per chiuderlo alla notte e aprirlo alla mattina, poi si vedrà gli orari eccetera, per evitare che la gente poi di notte si fermi qui a spacciare, a drogarsi, a ubriacarsi. Non le dico quante bottiglie, lattine troviamo per terra la mattina, guardi, una cosa proprio veramente che fa paura. La richiesta è quella di poter procedere con il progetto di riqualificazione dell'area di proprietà della Fondazione Morello, ma con un passaggio aperto al pubblico, progetto del quale si parla da anni ma che fino ad ora non è stato approvato. La preoccupazione è anche per i numerosi ragazzi che frequentano la scuola di musica della Fondazione. La riqualificazione dell'area, che affaccia sul salotto della città, non è solo un tema immobiliare, afferma il presidente della Fondazione, Mirko Casteller. Qui sopra abbiamo 10 maestri che insegnano vari strumenti, siamo nella fase prima del conservatorio, di fatto, luogo strategico della Castellana, e mi trovo un flusso almeno di 50, 60, 70 studenti e famiglie collaterali. E il rischio è veramente di trovarsi in una situazione di aggressioni estreme, improvvise, che non riusciamo nemmeno a preventivare, a controllare in questo territorio. E a Padova un 23enne trevigiano è stato trovato alla guida della propria auto totalmente ubriaco e con una katana, non solo con una katana, anche con un tirapugni. Fermato alla guida positivo all'alcol test con una katana e un tirapugni, un 20enne trevigiano è stato per questo denunciato dai carabinieri di Padova. Il controllo è scattato nella notte in via San Marco a Padova, quando la pattuglia ha fermato l'utilitaria guidata dal giovane, già noto alle forze dell'ordine. Il suo comportamento sospetto ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti. Dalla perquisizione sono emersi un tirapugni in metallo sul tappetino posteriore e una mini katana lunga 18 cm nascosta nella tasca dietro il sedile del conducente. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il trevigiano è risultato inoltre positivo all'alcol test con un tasso di 1,23.
Per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente. A Conegliano adesso per il caso del bullo che sta terrorizzando un'intera classe. Nel pomeriggio si è tenuto un incontro tra genitori, scuola, comune, ufficio scolastico. La cautela e il riservo è massimo. Sul tavolo c'è una prima proposta formulata dal comune che prevede il coinvolgimento di uno psicologo e di un educatore, ma dall'estero emergono dei particolari. Il minore era già diventato un caso non solo mediatico nel paese di provenienza. Se i genitori daranno l'ok, questa proposta potrà partire praticamente subito. Un educatore, uno psicologo all'interno della classe, sempre, ripeto, quando la scuola riceverà l'ok da tutti i genitori, una volta che presenterà la proposta. Due professionisti specializzati nelle dinamiche di classe, è questa la proposta operativa del comune di Conegliano per far fronte al problema sollevato dai genitori di una scuola elementare cittadina che nelle scorse settimane avevano denunciato pubblicamente con tanto di sit-in la loro esasperazione per la presenza nella classe dei figli di un bimbo fuori controllo, aggressioni fisiche, calci, pugni, insulti, riferimenti sessuali, un incubo che ha portato le famiglie a scendere in strada. A distanza di qualche settimana il problema non sarebbe rientrato, i contatti sono continui. L'amministrazione in questo momento sta collaborando appunto con la scuola per mettere in campo questa progettualità che è svolta, si sta mettendo in piedi assieme con la collaborazione del progetto Giovani e prevede una serie di attività per la coesione del gruppo classe, quindi per dare un aiuto alla coesione del gruppo classe. Ma il clima resta pesante, tanti genitori ancora esasperati, la sensazione diffusa è che le stesse istituzioni, per quanto impegnate a partire dal comune, abbiano le mani legate. Intanto spuntano articoli di stampa estera, il minore era già noto alle cronache del paese di provenienza, tanto da diventare anche lì un caso mediatico per atteggiamenti decisamente sopra le righe, vessazioni sui piccoli compagni di classe, violenze sia fisiche che verbali. Vista l'età, la cautela è massima. Chiunque chieda di incontrarci, sia me che il sindaco, noi siamo assolutamente disponibili, l'abbiamo già fatto sapere a tutti. Quindi noi siamo disponibili a incontrare chiunque. Da pagina politica, con la vigilia di tensione attesa a Casugana in vista dell'incontro programmato per domani mattina tra Mario Conte e Luca De Carlo al termine di una delle settimane più difficili per la maggioranza. Sono state escluse dal tavolo le segreterie locali di Lega e Fratelli d'Italia, non ci saranno. Parla di una scelta irrituale lo stesso Dimitri Coin, che della Lega è segretario provinciale a Treviso. Coin che parla apertamente di schermaglie elettorali, ma appunto per il numero 1 del Carroccio a Treviso l'obiettivo resta comunque quello di risolvere questo scontro. Sì, è decisamente irrituale, ma l'hanno programmato, è bene che lo facciano, che poi non ci ripensino e non vadano ad affrontare il problema. Poi le altre questioni, insomma, la chiacchierate le faremo. È una mezza risata che sembra dissimulare un certo fastidio, quella di Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, alla vigilia dell'incontro annunciato come chiarificatore tra il sindaco di Treviso Mario Conte e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, e questo al termine di una settimana di tensione e crisi all'interno della maggioranza casugana, culminata con il congelamento delle deleghe alle due assessore meloniane Vettoretti e Sernagiotto. Il rituale quindi che si trovino un primo cittadino della Lega e un coordinatore regionale di un partito alleato, senza che vi siano i segretari locali e provinciali almeno a fare da pacere. Coin sembra non farne una questione di lesa maestà, ma in politica si sa, la forma è sostanza. Mi sto confrontando in questi giorni anche con Emanuele Loperfido, che è il commissario provinciale che in questa fase elettorale sostituisce Claudio Borgia. Qualche battuta su quanto sta accadendo la stiamo facendo in questi giorni. L'importante è che la cosa si risolva, poi questi dettagli li analizzeremo poi con calma. Con calma significa dopo le elezioni regionali, con lo stesso Coin che derubrica lo scontro alla voce schermaglie elettorali, con qualcuno interessato a dipingere Treviso come città insicura. Convitato di pietra sembra l'avvocato ed esponente meloniano Fabio Crea. Che fanno quasi passare Treviso
per la stazione di Milano che non c'entra assolutamente niente, perché Treviso è una città bellissima, una città dove si può girare tranquillamente. Da Casugane intanto si descrive un Mario Conte sereno, pronto alla rendezvous. Certo non è passata inosservata la foto postata da Luca De Carlo, attovagliato con le 2 assessore congelate da Arman. Immagine condivisa di cellulare in cellulare, per qualcuno una provocazione bella e buona che certo non stempera i toni. Tanti commenti, ma dalla piazza virtuale a quella reale il passo è breve. Secondo lei è una crisi apparente o solo... Secondo me sì, anche perché ha convenienza a mantenere lo status quo. Mario Conte, la sindaco, purtroppo secondo me ha fatto un atto anche abbastanza pesante, far capire a chi insieme che chi ancora detta legge è lui all'interno della giunta. Mi sembra che la politica italiana sia all'insegna del litigio. Mi pare che sicuramente il centro non sia il benessere della città e dei cittadini, siano scontri interni di potere che nulla fanno per il bene della nostra città. Male. Perché devono andare d'accordo, ogni volta si bisticciano, non va mica bene. Per noi che andiamo a votare non va bene. Staremo dunque a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto oggi a Treviso sono scesi in piazza contro il governo gli studenti. Gli armamenti! Stiamo scendendo in piazza anche perché siamo contro a una pedagogia bancaria, ovvero sostanzialmente noi studenti e studentesse come delle macchinette, mentre i professori ci sputano informazioni sostanzialmente come se noi fossimo degli hard disk soltanto fatti per poter inserire delle informazioni, ma non ci si fa ragionare effettivamente come dovremmo poter fare. Scendono in piazza gli studenti in tutta Italia contro il decreto Gasparri, contro un'istruzione che taglia fondi a favore delle armi e non investe in modo organico sulle persone o sulle strutture che cadono a pezzi. Banalmente mi ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, è caduta in testa a una studentessa all'alberghiero una finestra. Ma l'occasione è anche quella per ricordare la Palestina libera e il patriarcato, i femminicidi e la violenza di genere, un dramma sociale che dovrebbe partire dall'educazione sessuo-affettiva nelle scuole e del quale oggi non si vede la fine. Capita ogni giorno che sia all'interno delle scuole che in ambienti esterni alle scuole le ragazze si ritrovino a subire molestie, insulti, provocazioni, che non sono altro che la base da cui parte il sistema patriarcale in cui viviamo ogni giorno. È imbarazzante che il governo non riconosca la sistematicità di questi avvenimenti che poi portano ai femminicidi, che sono 90 quest'anno in Italia. Anche l'alternanza scuola-lavoro, oggi FSL, è in discussione. Lo scorso anno a Venezia morì una studentessa, Anna Chiti, al suo primo giorno di stage. L'FSL è nient'altro se non sfruttamento libero degli studenti, a volte gratis oppure venendo retribuiti poco e niente. Infine una nota di merito a chi aveva sporcato la vetrina della Camera di Commercio con una scritta contro il ministro Valditara. Il corteo, pur non colpevole, ha risposto pulendo. Non siamo stati noi, però aiutiamo a pulire lo stesso perché vogliamo capire che non è nostra la colpa. Noi siamo contro il vandalismo, vogliamo protestare in modo pacifico senza vandalizzare le cose, perché non è giusto. Bisogna manifestare pacificamente, non con la violenza. E anche questo è un messaggio potente. Andiamo adesso a Villa Maser, dove oggi è arrivato il ministro dell'ambiente Picchetto Frattin. Si è parlato delle iniziative per la biosfera MAB UNESCO Monte Grappa. In 4 anni la riserva della biosfera MAB UNESCO Monte Grappa, che coinvolge il territorio di 24 comuni su 3 province, Treviso, Vicenza e Belluno, ha portato avanti svariate iniziative di educazione ambientale per alunni e insegnanti delle scuole, tutela della flora e della fauna tipiche del territorio, con una mappatura portata avanti dal Comitato Tecnico Scientifico. Un'attenzione particolare riservata ad agricoltura e allevamento. Sappiamo che il massiccio del Grappa è importante per i propri prodotti, conosciamo i formaggi Bastardo e Morlacco, non solo, e su questo noi stiamo aiutando le aziende nel mantenere cardine e mantenere sede in questo monte.
Che qui hanno parlato di agricoltura, hanno parlato di montagna, hanno parlato di turismo, devo dire che l'ho apprezzato notevolmente, infatti in chiusura ho detto non è una cosa sola, è il rendersi conto di un puzzle, di un mosaico di azioni che tutti insieme possiamo fare, che loro in questo caso possono fare in questo luogo, che significa benessere. Dal Ministero dell'Ambiente sono arrivati nel 2023 2,5 milioni di euro per interventi e progetti di tutela e valorizzazione, ma il Ministro ha espresso scetticismo sull'arrivo di nuovi finanziamenti. Non dobbiamo solo fare quelle che chiamano le best practice. Bello, presentato bene, c'è stata una presentazione meravigliosa, dopo tutti a casa, finito tutto. Noi dobbiamo avere una continuità, ma per avere una continuità detta in soldoni bisogna che renda. Il rendimento economico va di pari passo con la collaborazione con le imprese. In questo senso c'è un'importante novità sul marchio che è stato ufficialmente registrato. A partire da gennaio in poi sarà disponibile per le imprese, quindi un marchio collettivo nel quale tutte le aziende che hanno fatto attività di sviluppo sostenibile, che quindi all'interno del loro processo o del loro prodotto hanno queste qualifiche, attraverso l'approvazione di una commissione potranno utilizzare il logo della nostra riserva nei propri prodotti. Ritorniamo fra pochissimo, qualche istante di pubblicità. Di nuovo in diretta per riavvolgere il nastro e ricordare uno dei momenti cruciali nella storia della sanità e non solo trevigiana, il primo trapianto di cuore in Italia. È con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova dà in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia sul paziente Lazzari Ilario. Vincenzo Gallucci al suo fianco è Luigi Diana, sovrintendente sanitario dell'ospedale di Padova, a dare la notizia che tutta Italia sta aspettando. Era il 14 novembre 1985 quando in Italia si eseguì il primo trapianto di cuore. Le immagini di Antenna 3 raccontano le grandi emozioni vissute in quelle lunghe ore, il dolore per la morte per incidente stradale di un giovane trevigiano di soli 18 anni, Francesco Busnello, la gioia della famiglia di Ilario Lazzari e Vincenzo Gallucci con la sua equipe a eseguire l'espianto del cuore nell'ospedale di Treviso, poi la corsa a Padova scortati dalla polizia stradale. Poco dopo le 4 inizia l'intervento, alle 7 Ilario Lazzari ha un cuore nuovo. Schivo e ritroso, ai microfoni dei cronisti parla il professor Gallucci. Io avevo già dichiarato in passato che consideravo questo un tipo di intervento necessario. Io non sono molto emozionato. Cosa ha provato quando il cuore ha ripreso? Beh, quello è il momento più piacevole, più emozionante. Vuol dire che c'è stato qualcosa di buono. Era sicuro che sarebbe ripartito? Il cuore era un cuore sano, non doveva ripartire. Ad attendere in ospedale il fratello e la sorella di Ilario Lazzari, falegname di Vigonovo, che morirà per il virus HIV contratto durante una trasfusione nel 1992. Voi avete parlato con il professor Gallucci adesso? Sì. Cosa vi ha detto? Non cos'è parole detto da esprimersi, insomma, vedete che sta una roba che si sta creando anche a Padova. Una soddisfazione enorme che si vedeva in faccia. Mi dico una roba, ma adesso che si chiama Francesco, non so adesso a parte sua di Uria così, perché anche stanotte così da Palaima, no, da una delusione così, perché da una disgrazia si va a salvare una vita. Da allora migliaia di vite sono state salvate, migliaia di persone hanno donato il loro cuore. Vincenzo Gallucci questa storia l'aveva già sognata. Negli ultimi tempi a Padova ci sono stati diversi donatori, quindi con familiari e genitori che hanno accettato di fare questo atto di grande civiltà, quindi io mi auguro che anche nel futuro continui così.
Una pagina di storia dunque straordinaria. Voltiamo pagina però e parliamo di storia dell'arte, perché è stata inaugurata oggi alle 17:30 dopo il vernissage di ieri la mostra evento Da Picasso a Van Gogh, la presentazione al Museo di Santa Caterina con la platea delle grandi occasioni. L'esposizione curata da Marco Goldin e promossa dal Comune di Treviso con Linea d'Ombra porta per la prima volta in Europa oltre 60 opere provenienti dal Museo di Toledo nell'Ohio, prestigiosa istituzione americana nata alla fine dell'Ottocento e divenuta uno dei centri più importanti per l'arte del Novecento. Domani l'apertura al pubblico, quindi a partire dalle 9, un'inaugurazione in grande stile, quindi quella che è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, con le prime reazioni su tutte, quella dell'assessore alla cultura di Treviso De Gregorio, che parla di Treviso protagonista dell'arte. Treviso finalmente dopo anni ospita una mostra di livello internazionale. Questa mostra curata da Marco Goldin fa ritornare a Treviso la gioia di poter rivedere degli autori straordinari, dei pittori di grandissimo spessore, e quindi Santa Caterina diventa veramente lo scenario di questo meraviglioso percorso attraverso la storia dell'arte. Fra le tante opere esposte ce n'è una in particolar modo che lei predilige? Beh, certamente il Campo di Grano con il falciatore di Van Gogh, che è l'opera che chiude questo percorso ed è una delle ultimissime fatte da Van Gogh negli ultimi giorni della sua vita. Devo dire un'opera meravigliosa dal punto di vista della pittura, della storia dell'arte, ma anche un'opera estremamente commovente. Sono attese migliaia di prenotazioni e di visite. Ma sicuramente apriamo con già 30.000 ingressi prenotati, quindi un numero davvero molto molto grande, lusingherissimo, posso usare questa impressione, e quindi siamo felici di iniziare così. Poi, come si dice sempre, i conti si fanno alla fine. Le previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. L'alta pressione che ci ha interessato per così lungo tempo tende gradualmente ad attenuarsi e gli effetti li abbiamo già visti, con un cielo molto più nuvoloso che nel passato, e le perturbazioni tendono ad avvicinarsi. Vedete infatti dalla carta del tempo prevista per domenica come un sistema perturbato si porta su di noi e quindi porterà un peggioramento evidente con precipitazioni anche diffuse. Ma più in dettaglio prevediamo per domani un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, addirittura coperto ma senza fenomeni per gran parte della giornata. In serata potremo avere qualche breve precipitazione. Per domenica inizialmente ancora cielo coperto senza fenomeni, poi a metà giornata o tarda mattinata il sistema perturbato appunto passerà, ci interesserà, avremo delle precipitazioni anche persistenti, anche diffuse. Queste andranno avanti fino a lunedì mattina, poi un nuovo miglioramento e una nuvolosità variabile per il resto della settimana. Un peggioramento, ma su questo ci torneremo, dovrebbe avvenire poi a fine della prossima settimana. I venti intanto saranno deboli, di direzione variabile, le temperature, le minime intorno ai 10 gradi, le massime intorno ai 15 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. 4 milioni di euro per la viabilità invernale nella Bellunese in vista delle Olimpiadi. Veneto Strade ha predisposto un rafforzamento del servizio con inserimento di 10 mezzi aggiuntivi che si affiancheranno ai 46 già operativi. Particolare attenzione viene riservata alle arterie di maggior valore turistico come la regionale 48 delle Dolomiti, la regionale 348 Feltrina, le provinciali del Passo Giau e del Passo Fedaia. La politica, accordo elettorale fra il movimento Bard e Dario Bonta. Siamo a un bivio e alcune scelte devono essere fatte. Il movimento autonomista Bard la sua di scelta l'ha fatta dopo un ragionamento non semplice con le diverse anime che lo compongono. Alle prossime elezioni regionali sostegno deciso e convinto a Dario Bond, candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. Abbiamo scelto una persona che può rappresentare questo territorio. Abbiamo deciso di puntare sul candidato che conosciamo, che conosce la realtà di Trento e Bolzano perché ha agito per lunghi anni nel fondo dei comuni confinanti, per cui ha un'idea complessiva
del territorio e che può avere l'autorevolezza per portare alcune questioni fondamentali che sono quelle del documento che abbiamo sottoscritto. L'obiettivo dell'accordo preelettorale con Dario Bond è quello di costruire un Veneto che riconosca e valorizzi l'identità montana della provincia di Belluno, rafforzando autonomia, servizi e rappresentanza politica del territorio. Bene le Olimpiadi, afferma Andrea Bona, ma i problemi di questa terra restano sul tappeto. A Bond il Bard ha chiesto un impegno deciso in primis sul ritorno all'elettività della provincia di Belluno e poi l'attuazione piena dell'articolo 15 dello Statuto regionale che riconosce la specificità del bellunese, un assessorato con delega specifica per la provincia di Belluno e una sanità autonoma e vicina ai cittadini della montagna bellunese. Bond non si è sottratto, sposo totalmente la linea del Bard, ha detto, guardando subito la linea di demarcazione fissata dalla scadenza delle concessioni idroelettriche, vero e proprio punto di svolta per il futuro della provincia di Belluno in termini di risorse, con l'impegno di aprire un rapporto con Enel sul modello trentino. E al modello della SVP altoatesina guarda il Bard, che ha tratto ispirazione dall'azione politica sul campo della Südtiroler Volkspartei. L'abbiamo imparato a fare dalla Südtiroler Volkspartei, che in questo è maestra, devo dire, nello scegliere gli schieramenti che poi danno effettivamente risultati al territorio. Noi chiediamo risultati al territorio, chi governa, tra parentesi, è avvantaggiato a questo punto di vista, non ne facciamo una questione ideologica, speriamo prima o poi con il ritorno dell'elettività alla provincia di presentarsi anche col nostro marchio. Andiamo adesso a Busche. Anniversario di successo per un prodotto nato tra i pascoli della montagna bellunese, divenuto ambasciatore della provincia nel mondo. Il Consorzio per la tutela del Piave DOP festeggia i 15 anni di attività con numeri di tutto riguardo, più 35% di fatturato, presenza in oltre 30 paesi e un fresco riconoscimento gastronomico. Lo stato di salute del Consorzio è uno stato di salute buono. Confesso che in questo mondo come negli altri c'è sempre difficoltà a fare, non siamo gli unici, ci sono anche gli altri, quindi non basta camminare, bisogna correre e noi stiamo correndo. La storia del Piave DOP affonda le radici nella tradizione casearia delle Dolomiti bellunesi. Nel 2010 nasce il Consorzio con un unico obiettivo, quello di difendere la denominazione di origine protetta attraverso un disciplinare rigoroso e valorizzare un formaggio che interpreta l'identità di una terra e della sua gente. Piave DOP significa la cultura, la tradizione, il lavoro di un'intera provincia, anche perché se parliamo di indotto parliamo di 1000 persone che sono coinvolte in questo prodotto. A Cesio Maggiore, nel quartier generale di Latte Busche del Consorzio, lo storico direttore della cooperativa Antonio Bortoli, il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona, tanti ospiti, altrettanti aneddoti, storie di vita e di lavoro trasformate in un racconto di identità e orgoglio bellunese. Subito dopo la sigla torna Marco Goldin, che ci porta all'interno del Museo di Santa Caterina per questa mostra evento, e poi il meteo. È davvero tutto anche per questa sera, buona serata.